Ora in Veneto in 5 capoluoghi su 7 il sindaco è del PD. È innegabile che nel locale il partito di Epifani renda di più che a livello nazionale. Da questa considerazione nasce la lunga corsa dei democratici verso Venezia. Conquistate anche Treviso e Vicenza, l'obiettivo è la guida della regione dal 2015. È una vittoria storica e credo che questo possa farci sperare anche nel prossimo futuro delle elezioni regionali e lo riusciremo a raggiungere questo obiettivo, che è quello della vittoria alle regionali, se sapremo mettere in campo, ribadisco, la parte migliore che abbiamo a disposizione. Tra queste forze ci sono ad esempio l'esperto sindaco rieletto primo cittadino di Vicenza Achille Variati oppure il ministro cosiddetto in prestito al governo Letta Flavio Zanonato. Intanto in Veneto scricchiola rumorosamente l'asse Lega PDL. Ai ballottaggi il centrodestra ha vinto solo a Villafranca Veronese. C'è uno sfaldamento perché la piccola e la media impresa si è sentita tradita dal centrodestra e dalla Lega. Tutto questo ha messo in evidenza una cosa, che non basta il populismo, non bastano le promesse, non bastano gli insulti, qui ci vuole lavoro, ci vuole responsabilità, senso del rispetto della vita e soprattutto la capacità di produrre innovazione. Ecco, io penso che sia un voto di speranza questo, a noi compete tradurlo in un voto di concretezza, di lavoro. A Treviso ha perso un'idea di politica legata al particolare, alla difesa del proprio pezzettino di territorio, che ha isolato Treviso e il Veneto dal dialogo nazionale. Rinforza così il pensiero dell'appupato Lucio Tiozzo, capogruppo PD in regione. La prospettiva che affascina i democratici è quella di un nord-est tutto a marchio PD. Credo che sia anche il risultato di un radicamento territoriale del centrosinistra sempre più evidente e della capacità che abbiamo avuto con una classe dirigente nuova di presentarci ad elettori che in qualche modo in passato non ci guardavano con attenzione.